Amici di fan, appassionati di Lega Calcio 8, bentornati al Circolo Sportivo Stella Azzurra, giornata numero 19, sta per andare in scena per la Serie A Roma Calcio 8 GSA contro Checco dello Scapicollo. Checco dello Scapicollo in maglia arancio, Roma in maglia bianca con calzettoni bianchi e calzoncini bordeaux. Per la Roma Alcini, Chienese, Ciccolini, Cicchella, Goletti, Grimaldi, Indelicato, Lorusso, Oliva, Paoli, Pauliello, Quinquinio e Seferi. Per il Checco dello Scapicollo Capolei, Clementi, Cortese, D'Ambrosio, Di Palma, Maramao, Pompei, Spaziani, Terribili e Troisi, oltre a Valentini. Tutto pronto per l'inizio del match. Roma che attacca da sinistra verso destra, risponde il Checco da destra verso sinistra, centrata affidata a Seferi. Sta per cominciare il match tra due squadre storiche della Lega Calcio 8 e inizia il match con l'ex Cicchella che va all'apertura a destra per Paoli. Sale la pressione del Checco, rilancio lungo di Caterini, intercetta però il portiere del Checco dello Scapicollo, ovvero Troisi. Cortese, Terribili, a destra cercare il controllo di Gabriele Pompei, possesso Roma, rimessa laterale lunga a cercare in avanti il controllo di Lorusso che gira bene il pallone per il numero 13, ovvero Alessio Oliva. Quindi sempre Lorusso, palla leggermente arretrata, Paoli potrebbe caricare il tiro, Maramao cerca in fase di impostazione di rilanciare il Checco, Spaziani, il tocco del numero 9, Capolei, bel cambio gioco per Cortese, quindi il lancio lungo a cercare nuovamente Capolei, l'esterno destro, stoppa il pallone, se la porta all'indietro, gioca per Pompei, l'avanzata del numero 3, scivolata da dietro, primo fallo del match. Battuta forte dentro la deviazione forse di Caterini e calcio d'angolo. Giocata corta. Maramao esagera col dribbling. Seferi, si accende il numero 7, Seferi, il numero, poi la palla a destra per Cicchella che prova il destro che finisce fuori. Terribili. D'Ambrosio, l'avanzata del numero 11 che galoppa centralmente, poi cerca il piazzato e impegna Caterini che la vede sbucare all'ultimo, calcio d'angolo per il Checco. Ecco la traiettoria di Capolei, tocca a Caterini, prova Cortese ad arrivare prima di tutti, non riesce, Oliva serve Seferi, Seferi sfida la difesa del Checco, Seferi prova il sinistro da lontanissimo e quindi guadagna l'angolo facendo scorrere il pallone Salvatore Pauliello, lo stesso numero 5 che non riceve bene da Seferi che spreca la buona opportunità. Cortese, Spaziani, Cortese,
D'Ambrosio. Paoli. Anticipa D'Ambrosio l'avversario. Spaziani si gira. Spaziani però addirittura il piazzato. Poteva anche servire D'Ambrosio. Rimessa lunga. Paoli di testa. D'Ambrosio. Maramau. Capolei. Cortese. Maramau. Oliva. Bella palla rapida per lo russo che cerca il tocco dentro. Deviazione che quasi favorisce Cicchella. Maramau. Prende velocità. Capolei. D'Ambrosio. D'Ambrosio, palla dentro per Spaziani che non gira bene, pallone che finisce fuori. Tocco di mano di Seferi. Cortese. D'Ambrosio. Accelera il numero 11. Capolei. Spaziani. Giocata dentro. Lo russo chiede un blocco. Cicchella va forte sulla barriera. Caderini lunghissimo. Intervento di petto poi di Capolei. Oliva non la tiene in campo. D'Ambrosio. Caderini. Gioca lungo. Paoli. Provato a sorprendere Troisi sul suo palo. Non c'è riuscito. D'Ambrosio. Capolei. Spalla la porta. D'Ambrosio. Grande giro palla del Checco che esce con maestria dalla situazione di pressione. Poi Capolei esagera e allora la ruba lo russo e di nuovo Cortese. Quindi Capolei. Ritmi serrati, Cortese potrebbe dare a Maramau, non lo fa. Manca sempre dell'ultimo passaggio la partita da parte delle due squadre. Seferi se la porta sul sinistro, fa tutto da solo Seferi, poteva scaricare su Cicchella. Cortese, D'Ambrosio. D'Ambrosio. Maramau. Capolei. L'avanzata di Capolei. Capolei salta tutti. Capolei davanti al portiere. Prova a saltare anche Caderini che non si fa ingannare.
poi la prende di mano Cicchella. Capolei di suola per Spaziani, si gira Spaziani, davvero attaccante. Spaziani poi scarica per Maramao, calcia addosso alle gambe di Paoli. Cicchella, Paoli, palla piena di Terribili. Cicchella, Seferi, la perde Seferi, la ruba D'Ambrosio, che poi ha cercato un passaggio che viene sporcato da dietro dal ritorno di Oliva. Cicchella, Cortese, Maramao, tiro dalla distanza da parte di Pompei. Spaziani la riconquista, un po' superficiale la difesa della Roma. Spaziani la ottiene di nuovo, arretrato per Capolei, poi D'Ambrosio tira fuori. Calcio d'angolo, battuta in mezzo, Cortese di testa, inciampa poi Cortese, riprende l'equilibrio da Capolei, mette in mezzo Spaziani, non arriva, ci arriva Caterini, poi il sinistro messo in mezzo da Maramao, non trova Spaziani sul secondo palo. Seferi, Oliva prova ad entrare in area di rigore, anzi lo Russo, poi sinistro deviato, il vantaggio della Roma che al minuto numero 13 si porta sull'1-0 con un tiro deviato, rete comunque da assegnare a Pauliello. Ciccolini, Terribili, anzi Pompei, Cortese, Ciccolini troppo sicuro, poi si trova il pallone. Ciccolini, lo Russo, Pompei, lo Russo da dietro sul pallone. Spaziani, Oliva, cambio gioco, Paoli, salta secco Maramao, Paoli mette in mezzo, si trasforma in un pallonetto il suo tentativo di cross, Troisi, D'Ambrosio, Cicchella, tanto spazio Cicchella, libera il destro, Spaziani, Capolei, Spaziani, Ciccolini gioca verso lo Russo che duella con Pompei, alla meglio il numero 3, Maramao, Spaziani, fallo su Cicchella.
Ciccolini. Calcia fortissimo. Capolei prende velocità per saltare Oliva, ma anche lui è molto rapido. Allora Capolei cerca il passaggio, l'1-2 che non riesce. Klaus Seferi la mette a terra, esce Cortese che manca l'anticipo, si ferma Seferi, serve Paoli, poi nuovamente Seferi con la sua tecnica sotto la nostra postazione. Ha dato a Ciccolini, l'apertura è a sinistra. È la Roma che gioca con grande pazienza. D'Ambrosio. Spaziani. Capolei. D'Ambrosio. Capolei. Capolei. Grande serie di 1-2. Spaziani. Spaziani. Ciccolini. Seferi. Se la porta sul mancino Seferi. Cortese. Vieni Luca, sei troppo alto Luca, sei troppo alto, vieni, vieni. Va bene là, va bene là, va bene là. Perfetto là. Daniele a sinistra, Daniele, salito piano. Vai Marco, vai! Pauliello, lungo per Seferi, stop di coscia di Seferi che la mette in mezzo, Troisi ci arriva, da per Cortese, tentativo di ripartenza del Checco, ci sono due uomini della Roma rimasti nella metà campo avversaria. Capolei cerca Spaziani, di testa Spaziani, spreca una grandissima occasione. Cicchella. Oliva, Cicchella. Sempre Luca Cicchella, male nel servizio. Paoli, Ciccolini. Con grande pazienza per Caterini. D'Ambrosio. Avanza D'Ambrosio. Tiro forse deviato. Valentini tocca il primo pallone della sua gara, il numero 8. Capolei. Maramao in anticipo, palla che si impenna. Seferi, fallo su Cortese. Fallo di Seferi. Gioca Gianlu, gioca per terra, Gianlu. Giallo tanto per Seferi. Esce Seferi un po' nervoso.
Entra Valerio Indelicato. Giochiamo. A terra, grazie. Valentini. Cortese. Valentini. Spaziani. Maramao. Accelera a sinistra Maramao. Si accentra Maramao. Ha cercato il buco creato dal movimento di Spaziani. D'Ambrosio. La ruba Indelicato, che tocca il suo primo pallone, il numero 10, se la porta sul destro da Perlo Russo che entra in area. Tanto mestiere di Cortese. Valentini. Capolei. Forte dentro. Valentini raccoglie la ribattuta. Maramau la porta sul sinistro. Cerca il tocco morbido. Spaziani, controllo il rovesciato di Spaziani. Addosso a Pauliello. Calcio d'angolo. Capolei batte basso. Fa scorrere Indelicato il sinistro di Cortese che finisce fuori. Lancio lungo. Cortese di testa forte verso Maramao. Controllo a seguire del numero 10 che la perde nei confronti di Oliva, che chiede l'1-2 a Indelicato. Non si chiude il triangolo. Allora Cortese ha tanto spazio a sinistra D'Ambrosio, ma la palla è nuovamente per Valentini. Rientra sul destro, il piede preferito. Poi Cortese. Eccolo D'Ambrosio. La porta sul destro, chiuso. Doppia deviazione. Goletti la fa sua. Rischia tantissimo Ciccolini. Capolei. D'Ambrosio. Valentini. Prova ad accentrarsi, chiede l'1-2 a Spaziani. Ciccolini si gira con gran classe, con tranquillità, sbaglia però il passaggio e non è il primo errore del numero 4. Valentini. D'Ambrosio. Porta sul sinistro Paoli l'avversario. D'Ambrosio. Valentini. Pezza il tiro, se la porta sul mancino. Apre di nuovo a sinistra. Controllo di Maramao. Maramao! Spara alto. Si era creato l'opportunità per il gol Maramao. Ha calciato però in maniera imprecisa. Cicchella. Paoli. Valentini ci prova! Che destro di Valentini e che tocco di Goletti in angolo. Cortese. Capolei. Deviazione, chiama la palla Goletti e la fa sua. Lancio lungo di Goletti. Troisi. 30 secondi al termine del primo tempo. Nessun time out. Spaziani. Si gira. Ciccolini. Palla sulla corsa per Paoli. Protegge Terribili. Maramao. Ciccolini. Maramao. Cicchella. Pezza il tiro. Lo Russo. Oliva. Oliva. Centrale.
Troisi non si fida della presa, palla persa di Terribili, quindi Cicchella sulla tre quarti, la porta sul sinistro, scarica, non c'è fallo secondo l'arbitro. Maramao, Capolei, D'Ambrosio, di tacco per Maramao che libera il sinistro. D'Ambrosio, Spaziani, Capolei, se la allunga Capolei. Non fischia, oh! Ti hai sentito fino a qua che ha toccato. Dani, esci, Dani! Vieni qua, vale. Lancio lungo, Cortese con la spalla su un indelicato. D'Ambrosio, Oliva lancia lunghissimo. Cortese, Valentini, Oliva, Valentini, Terribili, Cortese, l'apertura per Capolei, la palla si impenna, Paoli stacca a pulire l'area di rigore, Terribili e quindi Oliva. Finisce qui il primo tempo, 1-0 per la Roma sul Checco. Riprende il match alla Stella Azzurra, 1-0 Roma sul Checco dello Scapicollo. Checco che attacca da sinistra verso destra in questo secondo tempo in maglia arancio. Roma in maglia bianca, da destra verso sinistra, il gol di Pauliello al minuto numero 13 a dare il vantaggio alla squadra del presidente Villani, che ha fatto un primo tempo molto accorto ma che ha creato davvero poco in avanti. Ora il destro, Goletti. L'avanzata, il sinistro, indelicato sul rimpallo, cerca Cicchella, quindi Ciccolini. La mette a terra il numero 4, esplode il destro in due tempi, bravissimo Troisi. Capolei, Cicchella, Oliva, Ciccolini, destro potente ma impreciso di Ciccolini, Capolei, Cortese, Capolei, Spaziani dentro l'area di rigore, Cicchella velocizza la manovra superando l'eterno compagno Cortese, quindi indelicato, prova il destro, c'è fallo su di lui. Gioco pericoloso e credo sia sarà di seconda la punizione.
Ciccolini. Partite terribili, poi Cicchella, il destro fuori. Terribili. Valentini. Cavolei. 1-2 con Maramao, non si intendono, anzi con D'Ambrosio, non si intendono i due. Cicchella, la palla nello spazio per Indelicato. Libera il destro, rimpallo che favorisce il numero 10 che apre a destra per Paoli. D'Ambrosio, Paoli, rimpallo che arriva addirittura a centrocampo dove Ciccolini calcia addosso a Cortese. Oliva, Alcini, Ciccolini, gli chiamano l'uomo, grande giocata di Ciccolini. Paoliello, Oliva di testa a cercare Indelicato. Cortese e Cavolei chiudono in tandem, Troisi. Terribili. Cavolei. D'Ambrosio. D'Ambrosio. Tiro alto. Cicchella. Oliva. Terribili. Fase un po' morta della partita, in questi 6 minuti non è successo praticamente nulla. Oliva, esce palla al piede del numero 13, prende velocità, supera 2 avversari Oliva, se la porta sul mancino, Oliva conclude col diagonale. Valentini. D'Ambrosio. Oliva. Cerca Indelicato, marcato da Cortese. Non si fida dell'uno contro un Indelicato, da Ciccolini, palla dentro per Cicchella, non c'è nessuno. A seguire il numero 8. Capolei. Valentini. Rilancio lungo per Cicchella, tanto spazio il numero 8, potrebbe dare ad Oliva. Cicchella se la porta sul destro, non calcia e perde il tempo dell'occasione importante, il numero 8. Allora Alcini chiede l'1-2 a Oliva, fa tutto da solo Oliva, va con sinistro! 2-0 Roma, ha segnato Oliva, uno dei migliori in campo. Cortese, Capolei,
Cortese. A destra c'è Di Palma, riceve il numero 4, mette forte dentro il pallone, addirittura un cambio gioco. Capolei, arriva in anticipo Ciccolini che forse subisce fallo. Valentini. D'Ambrosio apre a destra per Di Palma, la mette a terra Matteo Di Palma, può andare sul sinistro, lo fa, lo esplode addosso alle gambe dell'avversario. Allora Ciccolini da sinistra per Klaus Seferi, il numero del numero 7, Cortese lo contiene come può, la palla è finita fuori, ma c'è time out chiamato dal Checco dello Scapicollo. Cortese. D'Ambrosio. Mette in mezzo Spaziani! La riapre il Checco con Spaziani. Non arriva questa volta Goletti. 10° del secondo tempo. È 2-1. Ciccolini se la porta avanti il numero 4, la protegge, cerca la rimessa che però è del Checco. Pompei. Si gira Capolei! Il Checco in 2 minuti ha pareggiato, prima con Spaziani e ora con Capolei, è andata in rete ed è 2-2. Oliva e Seferi in battuta, si è sgretolato il vantaggio della Roma in 2 minuti. Ciccolini, gamba tesa di Spaziani, asi di Ciccolini, Capolei ci riprova, Pompei, Cicchella, Ciccolini, Paoli, Oliva, Ciccolini, Oliva, fallo sul numero 13. Ciccolini, ancora. Seferi sul lato laterale, lato corto destro dell'area di rigore del fronte d'attacco offensivo della Roma, quindi Ciccolini. Cicchella, gioco pericoloso di Ciccolini, gioca rapido il Checco, Spaziani,
D'Ambrosio. Maramao, il pallonetto, Goletti. Rilancio lungo per Seferi, occhio al suo 1 contro 1. Seferi cerca il gran numero, riesce, Cichella. Col tacco di nuovo Cichella che poi va in anticipo. D'Ambrosio. Spaziani. Capolei colpisce male. Perché fischia? Perché la palla sta là, la mando io? Perché lui la palla. Perché? Ferma sta palla agli arbitro. Vieni qua, fischio io. Vabbè. Cichella va forte oltre la traversa. Capolei. D'Ambrosio. Spaziani. Capolei. Sul secondo palo. Pompei. Goletti tocca. Oliva perfeziona il disimpegno. Lanciando lungo cercando Seferi. Terribili. Maramao. Capolei. Cortese. Alcini. D'Ambrosio. Paoliello. Ciccolini messo in difficoltà, Capolei la soffia, D'Ambrosio e quindi Alcini. Seferi, parte da lontano il numero 7, col sinistro ad inventare per Cichella, chiuso. Controllo di Seferi, colpo di testa di Oliva, quindi nuovamente Seferi. Prova col sinistro Seferi. Troisi in due tempi. Capolei. Chiede 1-2, Capolei accelera col Spaziani. D'Ambrosio ora il checco a premere e a volere fortemente il gol del 3-2. Capolei viene chiuso e allora esce la Roma. Lorusso, sono 4 contro 2. Lorusso, male il passaggio per Alcini, ritornano tutti in difesa e c'è calcio di punizione. Cichella, deviazione. Paoliello prova col sinistro, Cortese. Il pressing di Lorusso, Maramao, il controllo
quasi sul fondo, fallo di Maramao. Giocata rapidamente in direzione di Seferi, la punizione, Seferi cortese, lo contiene e esce palla al piede. D'Ambrosio, Spaziani, Capolei, controllo dentro l'area di rigore Valentini, anzi Pompei, Pauliello, cerca davanti Seferi, lo trova Seferi, palla di ritorno per Pauliello, chiude Capolei, Ciccolini, Capolei, D'Ambrosio, Spaziani, D'Ambrosio di prima intenzione, Ciccolini esce palla al piede, ora le squadre si sono sfilacciate. Maramao, Pompei e Cortese, terribili, stanchissimo Cortese, ha corso davvero tanto. Capolei, Maramao, il controllo al limite dell'area, non calcia mai Maramao e viene chiuso lo russo. Cicchella, Seferi, si accende Seferi e il fallo di Cortese, resiste Seferi che poi va anche al tiro e c'è cartellino giallo per Cortese. Ciccolini, 3 uomini in barriera, va il numero 4, potente, tocca la barriera stessa, allora Capolei prova ad accendersi il numero 7, sicuramente è uno dei migliori in campo, se la porta dall'altra parte del campo riesce a servire il compagno, poi cerca il recupero, Alcini, Cicchella, fallo evidente di Capolei che chiederà scusa e si prende anche il giallo. Cicchella, battuta forte e alta. Cambio di passo di D'Ambrosio. Spaziani, Pompei. Pompei! Rimonta compiuta, Checco dello Scapicollo che si porta sul 3-2 al 22esimo del secondo tempo. Seferi, terribili, Capolei, D'Ambrosio, Capolei, terribili, Cortese, Capolei, prende velocità Capolei, si accentra il numero 7, il tocco per Spaziani, Spaziani spedisce fuori, Ciccolini, chiusura terribili. Terribili, Pompei,
Cicchella, campanile, Seferi la tiene in campo, Alcini avanza, chiede lo scambio al russo, angolo, palla giocata rapidamente, Troisi non si è fatto sorprendere, Maramao se ne va con un gran numero, Maramao se la porta sul sinistro, Maramao chiuso. Alcini, Cicchella, l'appoggio per Seferi, Seferi prova il sinistro in diagonale, Seferi viene chiuso. ...30 secondi al termine. Alcini, Cicchella, Maramao, non c'è fallo, si continua a giocare, esce Spaziani, palla al piede, Capolei, dall'altra parte c'è D'Ambrosio che viene servito, D'Ambrosio deve metterla a terra, anzi la mette al centro per Spaziani che sentenzia la Roma, 4-2 del Checco dello Scapicollo. Giallo per Cicchella intanto, per proteste. Rientra sul sinistro Seferi, prova il mancino e termina qui il match. Il Checco dello Scapicollo vince sotto 2-0, riesce a rimontare e a superare la Roma, portando a casa il risultato